Cari fratelli presbiteri, vorrei parlarvi oggi di un olio che è l'essenza degli oli santi, del crisma, dell'olio dei catecumeni, dell'olio degli infermi. N'era traboccante quel vasetto di prezioso olio profumato che una donna portò con sé nel suo incontro decisivo con il Cristo. Quest'olio, essenza degli oli santi, che allontana il cattivo odore della morte e della mortificazione, quest'olio, essenza degli oli santi, che fa brillare la speranza anche dove c'è l'oscurità più abissale, quest'olio, essenza degli oli santi, che profuma di Pasqua, si chiama olio della prossimità. È l'olio del buon samaritano, capace di farsi prossimo. È il farmaco per le ferite della vita. Permettetemi allora di proporvi un esercizio spirituale e quindi un esercizio di umanità. Fare uso di quest'olio della prossimità. Noi non siamo un presbiterio diviso. Ci sono buone amicizie, c'è fraternità, c'è impegno, c'è passione, c'è dialogo, c'è un cammino. Voglio riconoscerlo e riconoscervelo, anche perché cosa succede? Succede che si dà per scontato il bene e non lo si mette sul candelabro, mentre si puntano fissi i riflettori su ciò che non funziona. Allora in questa Eucaristia, dove rinnoviamo le promesse sacerdotali e dove i nostri tradimenti, le nostre infedeltà, le nostre fragilità sono redente dall'amore di Cristo, desidero dirvi questo. Grazie cari presbiteri per il tanto bene affidabile, la generosità, la costanza, la fede, giorno per giorno. Non chiudiamo però gli occhi. Ci sono delle ferite tra noi, come in tutte le famiglie, come in tutte le relazioni. Alcuni tra noi fanno fatica a parlarsi, ci etichettiamo, decidiamo che abbiamo chiuso con questo o quel confratello, oppure diamo credito a certe voci, oppure ci sembra di subire una marginalizzazione, di essere incompresi, giudicati e a volte giudichiamo. E così, di Pasqua in Pasqua, annunciamo la risurrezione agli altri, ma mi chiedo, e noi la viviamo? Ungiamo i fedeli con gli oli che dicono la vicinanza di Dio ad ogni persona, ma mi chiedo, e noi, tra noi, viviamo questa vicinanza? Ripeto, anche noi subiamo ferite, anche noi causiamo ferite. Ecco dunque l'esercizio spirituale di cui vi ho detto poc'anzi. Versare in abbondanza sulle nostre ferite l'olio della prossimità. Provare a fare circolare un poco di più il buon profumo del Vangelo che annunciamo. Come? Semplice,
ma impegnativo. Si attiveranno delle resistenze, olio della prossimità su queste resistenze. Ecco il come. Ciascuno di noi, nei prossimi giorni, cercherà il confratello con il quale le cose non vanno, con il quale c'è distanza, con il quale c'è non prossimità. Forse c'è stato un problema, forse una discussione, forse l'ho giudicato, forse mi sono sentito giudicato, forse ho parlato di lui, ma non con lui. Su tutto questo e su tutto ciò che ci allontana versiamo l'olio della prossimità, che fa concretamente quello che annunciamo. Scusate se entro in particolari forse banali, ma umiltà significa piedi per terra, concretezza. Non basta un messaggino sul cellulare, non basta una telefonata. Vi chiedo di accordarvi per un incontro, di incontrarvi, di parlarvi, anzi parliamoci. Le nostre parole siano eco di quella parola che ci chiede di amare sino alla fine, che ci chiede di amare il prossimo, di perdonare, di farci prossimi. Le nostre parole siano eco di quella parola luminosa che tutti noi poniamo al cuore della nostra vita presbiterale. Anche noi presbiteri viviamo le fatiche di tutti, come in ogni famiglia, e il Vangelo ci insegna a trasformare la fatica, il male, in una opportunità, nell'occasione per fare un salto di qualità nella fede e nell'umano. Da questa messa crismale attingiamo gli oli santi per le nostre comunità, ma attingiamo con coraggio e in abbondanza anche l'olio della prossimità e utilizziamolo tra noi concretamente. L'invito a compiere questo esercizio crismale non è motivato da un giudizio, da un mugugno, da una lamentela, da un rimprovero, da una preoccupazione. No, la motivazione di questo invito a parlarsi, a prendersi cura gli uni degli altri, a versare olio sulle nostre ferite attraverso la prossimità, trova la sua origine in un sogno di Chiesa. Non limitiamoci a celebrare ritualmente la messa crismale. Viviamola concretamente in una rinnovata vicinanza, guidati dal Vangelo che annunciamo. Versiamo sul nostro ministero l'olio della prossimità e vedremo, e tutti vedranno, sfavillare qua e là scintille di luce pasquale. Amen. Nella notte in cui Gesù veniva tradito, così ci dice la seconda lettura. In quella notte, la notte dell'ultima cena, Gesù sapeva che Giuda lo avrebbe tradito, vendendolo per 30 denari. Sapeva che Pietro lo avrebbe rinnegato 3 volte prima del canto del gallo. Sapeva, o comunque immaginava, che tutti nell'ora delle tenebre sarebbero fuggiti. Pietro, Giuda,
2 dei 12. Li aveva scelti, li aveva educati, formati, avevano ascoltato le sue parole, avevano visto i suoi gesti. Eppure succede tutto questo. E Gesù come reagisce? Reagisce fuggendo? Reagisce covando rancore, meditando vendetta verso questi suoi discepoli? Niente affatto, lo abbiamo sentito. Lava loro i piedi. Il gesto della lavanda dei piedi era un gesto che rientrava nelle competenze dei servi. E il giorno dopo avrebbe donato se stesso sulla croce. E quella sera anticipa questo dono totale di sé attraverso l'istituzione della Eucaristia, un dono che resterà fino alla fine dei tempi, consentendoci di entrare in comunione con Lui, col suo corpo, col suo sangue. Gesù fa tutto questo per dirci che cosa? Per dirci che il suo amore non è condizionato dalla nostra risposta. Il suo amore ha senso unico. Ci ama a prescindere. Il Signore si comporta così per farci capire che soltanto se accoglieremo il suo amore, feriti dal suo amore, allora con questo suo amore, da cui ci lasciamo ferire, potremo mettere la nostra vita a servizio degli altri. Gesù fa così per dirci che soltanto l'amore può vincere il male che è dentro di noi, che è fuori di noi. Ecco perché Gesù fa tutto questo. Siamo in un ospedale. L'ospedale è il luogo della sofferenza, il luogo delle cure mediche, è il luogo della guarigione, totale o parziale, è il luogo della morte. L'ospedale è il luogo in cui si fa esperienza di quella destabilizzazione che nasce dal dover lasciare gli ambiti abituali di vita, in cui si fa esperienza di paura e di speranza, in cui si fa esperienza di dipendenza dagli altri e quindi si fa esperienza del limite. È il luogo in cui si compiono dubbi e domande anche a riguardo della nostra fede, che viene messa a dura prova dalla malattia. L'ospedale è il luogo in cui la vicinanza delle persone care è fondamentale per custodire un po' di serenità e un po' di coraggio. Ecco, dalla parola che abbiamo ascoltato, dall'Eucaristia di cui tra poco ci nutriremo, vogliamo ancora una volta attingere luce e forza per praticare questa vicinanza che dona amore, che dona vita. Amen.
Ciao a tutti, cercherò di essere molto breve data l'ora. C'è un termine che in questi giorni ricorre con una certa insistenza e che è il termine peccato. Ora, nel corso dei secoli sono state date tante definizioni di peccato, quelle che mi convincono sono poche, sono sempre meno. Ecco, tra quelle che mi convincono ne individuo una, perché è legato un po' al tema di questa mattina, e cioè è la definizione del peccato come smemoratezza, come non ricordare. Non ricordare innanzitutto i doni d'amore di Dio, che sono tanti: la vita, la salute, l'intelligenza, le doti, l'amore delle persone che ci vogliono bene, l'amicizia, l'elenco potrebbe continuare a lungo. La domanda è: ma noi tutte queste realtà le riconosciamo come dei doni d'amore di Dio oppure come degli oggetti di diritti, di pretese, di rivendicazioni o come delle cose scontate? Ecco perché se non riconosciamo queste realtà come doni d'amore di Dio, intanto non lo ringraziamo e poi, come dire, tendiamo a tenerli per noi e quindi a privarci della gioia che scaturisce dal ridonare il dono. Gesù negli Atti degli Apostoli, sono le uniche parole di Lui custodite negli Atti, dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco, chi considera i doni d'amore di Dio non come doni d'amore di Dio, ma come oggetto di pretesa, di diritto, come cosa scontata, ecco, si priva di questa gioia perché tende a tenere queste realtà per sé, a non condividerle. E quello che vale nei rapporti con Dio vale anche nei rapporti con le persone, con i papà, con le mamme, i nonni, le nonne, i fratelli, le sorelle, gli amici, gli insegnanti, i don, ne ho visti tanti qua questa mattina. E allora veramente in questo Venerdì Santo prendiamoci l'impegno a riconoscere i doni d'amore di Dio e degli altri presenti nella nostra vita. Impegniamoci a ringraziare, a dire grazie, una parola che a volte si fa fatica a dire, non è tanto diffusa. E poi impegniamoci a ridonare il dono per fare l'esperienza della gioia, per fare l'esperienza della Pasqua. Grazie. Cari fratelli e sorelle, il racconto della Passione secondo Giovanni, ora ascoltato, ha una particolarità. Gesù muore, ma in quella morte già appare come il risorto, come colui che sconfigge la morte. In tutta la Passione Gesù è pienamente padrone di se stesso e della scena. Quando vanno a catturarlo e gli chiedono se sia lui, egli confessa: sono io. E annota Giovanni: tutti caddero a terra. Quando va da Pilato e Pilato gli dice di avere il potere di rimetterlo in libertà, con una estrema sovranità, Gesù dice: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Gesù è pienamente padrone della scena e muore accedendo nel modo più pieno alla vita. Ungaretti diceva che
sperava che la morte lo cogliesse vivente. È un'espressione che anche qualcun altro ha poi usato. Gesù non soltanto è stato colto vivo nella morte, ma è apparso ed è rimasto più vivo che mai proprio nella morte. Perché? Perché nel momento del trapasso si è totalmente abbandonato nelle mani del Padre, datore della vita. Perché in quel dono totale di sé, in quella consegna totale di sé, senza risparmio, ha trovato le braccia del Padre, che consegna la vita incessantemente. E questo dice allora qualcosa di ancora più profondo di tutti noi. Dice che noi siamo davvero già vivi tutte le volte che offriamo e spendiamo come Gesù e con Gesù la nostra esistenza per gli altri. Tutte le volte che facciamo con Lui e come Lui dono di noi stessi, questo dono tocca niente meno che il cuore del Padre, colui che incessantemente dà vita e fa risorgere. E se c'è una tentazione, la più grande, che può far capolino nel cuore di noi uomini, è proprio questa: di pensare che non valga la pena di donare, di pensare che non valga la pena di amare. Il Vangelo di oggi porta ad evidenza ciò che l'esperienza riflessa ci attesta. Solo chi dona, solo chi ama, vive una vita piena, e cioè una vita vera, una vita buona, una vita bella, una vita dalla qualità a tal punto indistruttibile da superare la barriera della morte. Ecco che questi giorni di silenzio possano permettere a questo racconto di sedimentarsi nelle profondità dei nostri cuori. Amen. Cari fratelli e sorelle, Gesù si consegna al Padre e proprio per questo si consegna agli uomini. Una consegna, quella agli uomini, che passa attraverso le vie del servizio e del perdono. Questa duplice consegna genera vita e vita in abbondanza. Vogliamo essere discepoli di Gesù? Vogliamo anche noi concorrere a generare vita e vita in abbondanza? Con la luce e la forza che solo lo Spirito può donarci, impegniamoci a consegnarci al Padre e proprio per questo a consegnarci agli uomini, servendo e perdonando. Il servizio è cioè il dono di sé per il bene dell'altro. Ecco, il catino, la tavola e la croce ci parlano di servizio. Gesù, il giovedì, attraverso l'Eucaristia e la lavanda dei piedi, profetizza il venerdì. I riti del pane e del vino e del catino sono
anticipi della croce, ne svelano il significato. Quello che Gesù il giovedì compie ritualmente, il venerdì lo compie con la sua persona. Tutta questa ricchezza non è andata perduta, sia consegnando il pane e il vino, sia lavando i piedi ai discepoli. Gesù domanda che questi gesti si ripetano. Fate questo in memoria di me, dice del pane e del vino. Anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, dice del catino. Perché quando noi professiamo che Lui è vivo e non è soltanto un personaggio del passato, non lo dobbiamo fare semplicemente con le labbra, lo dobbiamo fare con il corpo, con tutto noi stessi. Per questo si è fatto cibo, per entrare nel nostro corpo. E lo dobbiamo fare uscendo dal perimetro del nostro corpo, chinandoci ai piedi del fratello. Per questo si è messo il grembiule e ha lavato i piedi ai discepoli. L'Eucaristia e il servizio sono i due grandi annunci della presenza del Signore. Anche oggi, anche in questo tempo così difficile, sono i due grandi segni di speranza. Gesù risorto è passato attraverso la sofferenza e la vergogna della croce e quindi non è sospettabile di essere un Dio distaccato e lontano. Gesù risorto si rende vicino agli uomini di ogni epoca, alle persone con cui viviamo, ai nostri familiari, amici, colleghi. Si rende presente attraverso questi due segni, fare corpo tra di noi e servire. Il segno della comunione eucaristica ed ecclesiale e il segno della prossimità, per uscire da noi stessi e andare incontro alle necessità dei fratelli, soprattutto dei più fragili e soli. Il perdono. Perdonare l'offesa ricevuta non è rimuovere l'offesa dalla memoria. Questo non è possibile e si risolve in ingiustizia. Il perdono è esercizio di memoria e di giustizia, come spazio non di distruzione ma di ricostruzione, e cioè come spazio ricreativo, rigenerativo, di rapporti e di vita. Il perdono è accordare all'altro sempre un'altra possibilità, senza mai stancarsi. E questo perché così fa Dio con me. E questo perché è la condizione per poter essere veramente figlio del Padre che è nei cieli e quindi trasparenza di Lui. E questo perché il perdono di Dio diventa effettivo in me solo se lo dono a chi mi ha offeso. E questo perché l'altro che mi ha fatto del male continua ad essere mio fratello, continua ad essere un bene per me. E questo perché solo così farò l'esperienza della pace del cuore, farò esperienza di libertà interiore. Non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza perdono, e ciò sia tra individui che tra soggetti collettivi. Perdono, profezia di un mondo nuovo. Perdono, grazia da invocare, impegno da assumere. Che questi giorni di silenzio possano permettere ai sentimenti, ai pensieri, alle parole di stasera di sedimentarsi nella profondità
dei nostri cuori. Amen. Abbiamo ascoltato poc'anzi, le donne trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Si trattava di una pietra molto grande che le donne in questione non sarebbero state capaci di rimuovere. Cari fratelli e sorelle, ci sono pietre troppo grandi anche nei nostri sepolcri. Ci sono pietre che non siamo capaci di rimuovere, prima di tutto nel sepolcro del cuore. Ci sono pietre che hanno chiuso delle relazioni, hanno interrotto dei rapporti, hanno seppellito alcune nostalgie e forse sensi di colpa. Ci sono molte pietre sul nostro passato. Chi le farà rotolare via, dato che noi, con le sole nostre forze, non ne siamo capaci, proprio come le donne del Vangelo di questa notte. E poi ci sono pietre nelle nostre relazioni sociali, nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre comunità civili. Ci sono le pietre dell'incomprensione, le pietre della violenza, le pietre dell'intolleranza e delle reciproche accuse. Chi le farà rotolare via, dato che noi con le sole nostre forze non ne siamo capaci, proprio come le donne del Vangelo di questa notte? E quelle pietre enormi che si sono poste tra le nazioni, nazioni intere in guerra, nazioni che continuano a spargere il sangue dei propri cittadini e di altre popolazioni, nazioni che continuano a buttare le une contro le altre le pietre delle bombe. Chi farà rotolare via queste pietre enormi? Noi esseri umani siamo capaci di posare delle pietre sui sepolcri, ma siamo incapaci di rimuoverle con le sole nostre forze, proprio come le donne del Vangelo di questa notte. E così il nostro cuore, le nostre comunità, le nazioni della terra continuano ad accumulare pietra su pietra, senza che qualcuno riesca a rimuoverle. Le donne trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Quello che loro non sarebbero mai state capaci di compiere, l'aveva compiuto il Signore, anche se ancora loro non lo sanno. Questa notte è come se il Signore ci dicesse: non disperare, le pietre possono rotolare dal cuore, dalle comunità, dalle nazioni. Anzi, le pietre sono già rotolate e sono rotolate attraverso coloro che nel loro agire quotidiano sono fedeli al comandamento dell'amore.
attraverso coloro che praticano il perdono anziché la vendetta, attraverso coloro che non restano prigionieri delle offese ricevute, ma le ricambiano con la benevolenza. Le pietre sono già rotolate, là dove tanti popoli si impegnano per la pace, cercando di costruirla ogni giorno attraverso la tutela della dignità di ogni essere umano, attraverso l'attenzione ai più poveri e ai più disagiati, attraverso la giustizia praticata in ogni ambito della vita sociale. Tante pietre sono già rotolate, là dove ciascuno, sapendolo o non sapendolo, sta compiendo la volontà del Signore, che è sempre volontà di pace e di vita. La forza del risorto continua ad agire. Le pietre rotolano via. Dobbiamo semplicemente essere strumenti di questa azione potente, che non ama farsi pubblicità, che non ama fare parlare di sé, ma che è molto più radicata di quanto si pensi. Con il Signore possiamo anche noi far rotolare le pietre dal sepolcro. Chiediamoglielo quotidianamente e impegniamoci con tutte le nostre forze per la pace, nella consapevolezza che non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza perdono. Amen. Egli entrò per rimanere con loro. Cari fratelli e sorelle, Gesù rispose così positivamente all'invito che gli era stato rivolto dai 2 discepoli proprio con lo stesso verbo. Cosa avevano detto i 2 discepoli? Resta con noi perché si fa sera. Però Gesù sembra non mantenere questa promessa di rimanere con loro. Resta poco, resta il tempo di una cena. L'invito era molto più impegnativo. Il verbo che usa l'Evangelista Luca in greco non implica una semplice sosta. I 2 discepoli non gli chiedono di fare una pausa cena. È un verbo molto più impegnativo e significa alloggiare, dimorare. Non è dunque un semplice passaggio. I 2 desiderano che Gesù alloggi, dimori con loro. E invece, appena spezzò il pane, sparì dalla loro vista e non rimase con loro. O forse questo è il modo che ha Gesù di rimanere con i discepoli? La scelta che lui fa non è quella di creare un cerchio, di costituirsi un club, di dare vita ad un gruppo di fans che gli stiano attorno, ma è la scelta di inviarli. Gesù rimane in mezzo ai suoi, mettendoli in cammino. E quando infatti aprirono gli occhi e lui sparì dalla loro vista,
senza indugio fecero ritorno a Gerusalemme. In piena notte ripercorrono gli 11 chilometri, già stanchi degli 11 dell'andata. Capiscono che il modo che ha il Signore di rimanere con i discepoli, con la Chiesa, non è quello di bloccarli, ma è quello di inviarli. La Chiesa non è un gruppo di discepoli che siede attorno a Gesù se non il tempo necessario per ascoltarlo e per condividere la mensa, ma è quello del gruppo di discepoli che in forza della parola e dell'Eucarestia si mette in cammino e va ad incontrare gli altri discepoli. Quando arrivarono a Gerusalemme, trovarono gli 11 e gli altri che dicevano: davvero il Signore è risorto, completando in questo modo la loro fede. Quando Gesù si era affiancato ai 2 discepoli, loro avevano professato la fede, ma una fede delusa, una fede spenta, una fede a cui mancava proprio l'annuncio finale: davvero è risorto. La loro fede era stata una professione monca. Gesù, un profeta che si dimostrò tale in parole e opere, ma poi 2 giorni fa è stato ucciso. Certo, alcune donne dicono che non è più nella tomba, ma noi speravamo. Il loro credo si ferma lì. Manca la luce finale che dà senso a tutto quanto precede. Il Signore rimane con i discepoli facendoli camminare. La sua dimora in mezzo a noi siamo noi in cammino. È il nostro cuore pellegrino, la sua dimora. A parte il fatto che Gesù ha detto di non chiamare nessuno maestro se non il Padre che è nei cieli, quando un maestro, diciamo così, spirituale trattiene anziché inviare, attenzione perché l'abuso è dietro l'angolo. Questi avvenimenti Luca li colloca la sera stessa di Pasqua, il primo giorno dopo il sabato. Quella Pasqua doveva essere, secondo la ricostruzione di molti storici, il 9 aprile dell'anno 30, perché Gesù, con ogni probabilità, era stato crocifisso il 7 aprile. Questi avvenimenti, dunque, l'incontro di Gesù con i 2 discepoli sconfortati, il loro camminare girando alle spalle a Gerusalemme, l'avvicinarsi di Gesù, l'annuncio che lui era lì, hanno una precisa datazione. Se però Luca si ricorda, circa 50 o 60 anni dopo, quando scrive il suo Vangelo, se però Luca li ricorda, è perché questi avvenimenti accadono anche oggi, 20 aprile dell'anno 2025, verso sera. Accadono in questa celebrazione. Luca ha riletto infatti l'incontro dei 2 discepoli come un incontro eucaristico, connettendo così la Pasqua all'Eucarestia, creando quasi, potremmo dire, una messa ambulante che dura 22 chilometri, che comincia con un cammino dei discepoli delusi, che riconoscono il motivo della loro fatica, della caduta delle loro speranze, proprio come noi quando ci raduniamo e riconosciamo di essere peccatori,
di girare spesso le spalle a Gerusalemme, di andare a cercare il nostro villaggio d'origine, il nostro passato, le nostre nostalgie. Ma il Signore ci avvicina, non imponendoci di cambiare passo, ma prendendo Lui il nostro passo. E incominciò a spiegare loro tutto quello che lo riguardava da Mosè ai profeti in tutte le scritture. È la liturgia della parola. Dopodiché noi chiediamo al Signore di dimorare nella nostra casa, perché ormai si fa sera. È una preghiera dei fedeli, con cui rispondiamo alla parola di Dio chiedendogli di farci compagnia, di non lasciarci soli, altrimenti si fa sera nel nostro cuore. Lui a sua volta risponde spezzando il pane con noi. È la liturgia eucaristica e condividendolo è la comunione eucaristica, per poi sparire dalla nostra vista, non per lasciarci di stucco, ma per inviarci. La messa, infatti, termina sempre con un invio missionario. Andate, annunciate, proclamate, dite agli altri la vostra gioia. E gli altri 11 chilometri, quelli del ritorno, sono i giorni feriali, i giorni della settimana, nei quali il nostro cammino incontra ancora le fragilità che ci accompagnano e quelle degli altri. Questi siamo noi, questa è la Chiesa. Come dice Papa Francesco nel documento programmatico del suo pontificato Evangelii Gaudium, preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Questa è la Chiesa di Emmaus. Il Signore dimora tra noi mettendoci in cammino. Dimora, per così dire, sulla strada. Niente paura. Dunque, se sperimentiamo all'andata da Gerusalemme ad Emmaus la caduta delle nostre speranze nei momenti di fatica, di sconforto, di sofferenza, perché sono proprio quei momenti quelli in cui il Signore ci affianca, silenziosamente, rispettosamente. E niente paura poi, se nel viaggio di ritorno arrivati a Gerusalemme, di nuovo incontriamo le nostre e altrui fragilità. Davvero il Signore è risorto e questo cambia tutto. Non muta la fatica del cammino, muta il cuore con il quale si cammina. E quando il cuore cambia, cambia tutta la realtà. Amen.